Associazioni d'Arma, amici bersaglieri e simpatizzanti, vorrei idealmente abbracciarvi tutti. Vorrei abbracciare anche questa splendida Torreglia per l'accoglienza che ci ha fatto, calda, viva, presente, di valori. Questo è importante, questo noi sentiamo. Vi dirò una cosa, mentre stamattina salutavo un po' di amici bersaglieri, si avvicina a me un anziano bersagliere e mi dice: Presidente, ma adesso che è finita la naia, come faremo noi associazioni ad andare avanti? Bella domanda. E io cercherò di dare la spiegazione guardando anche a questo bellissimo monumento di Baci, in questa piazza dedicata alla medaglia d'argento Prendin, del quale abbiamo il fratello Sante qui vicino. Questo monumento rappresenta un bersagliere dell'associazione con il labaro e vicino c'è un bimbo, c'è un ragazzino, un boccia come si dice da queste parti. E allora io vorrei qui vicino a me un ragazzino con il cappello piumato, se c'è da qualche parte me lo trovate. Bravo, salta su dai, vieni qua. Come ti chiami? Cristian, guardate che bel ragazzino abbiamo. Perché ho voluto questo? Perché noi associazione bersaglieri non siamo soltanto un corpo militare, noi siamo anche un modo di vivere, noi siamo un esempio, noi siamo dei cittadini che vogliono bene all'Italia. Noi abbiamo un decalogo di La Marmora che ci dice come il buon soldato deve essere anche il buon cittadino. E allora, amici cari, quando c'era la cara naia e quasi 400.000 italiani si congedavano e andavano in famiglia, dove c'era anche papà e il nonno che l'aveva fatta, e tutti sapevano che cosa significava quel pezzo di stoffa quando andavi in cima a un pennone, tutti sapevano cosa era la disciplina, cosa era il dovere, cosa era anche il senso del sacrificio vivendo in guarnigione. Tutti sapevano qual era il valore di difendere la patria e che cosa era una patria. Oggi questo non c'è più, è una catena che si è spezzata. E non aspettiamoci, amici cari, nonostante qualche buona volontà, che ci siano le 4 istituzioni ad educare i nostri giovani, perché la famiglia, la scuola, la chiesa, il servizio militare che non c'è più, fanno quello che possono, ma non fanno molto, purtroppo. E allora il dovere morale di noi bersaglieri, ma starei per dire di tutte le associazioni d'arma, compresi gli amici alpini, il nostro dovere sociale è quello di educare i giovani, di trasmettere i nostri valori. Sono valori forti, valori pregnanti, valori che consentono di vincere nella vita, di superare le asperità. Trasmettiamoglieli. Perché ho chiamato questo boccia? Perché qui abbiamo la storia. Sante Prendin, reduce di Russia. Lui è quello che porta il labaro. Lui è il passato che ci insegna come essere. E adesso voi due gli date la mano, perché tu sei quello che riceve i valori. Tu e i tuoi compagni. Può tradirti un governo, può tradirti anche lo Stato, ma la patria non ti tradirà mai. Capito, Cristian? Bravo. E con questo, siccome ormai siete stanchi di sentire discorsi, vi dico: viva i bersaglieri, viva Torreglia, viva l'Italia e che Dio la benedica.